C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone, girava al mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva 1000 donne, se cantava per o Ticket to Ride o DJ o Yesterday. Cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra gli regalò, fu richiamato nel Vietnam. Stop for Rolling Stone, stop for Beatles Stone. Ha detto vai nel Vietnam e spara ai Vietcong. La serata per me è magica, prima di tutto, come mia usanza, a differenza di altri colleghi, presento le persone che sono con me perché senza di loro io suonando la chitarra sono veramente una grande cacca, quindi non mi ricordo i nomi. Alessandro Adani alle tastiere. Al violino Stefano Zen. Adesso parlo anche in inglese ogni tanto perché è un progetto internazionale. Ho Duncan che ha 22 anni, Bertone. E per l'ultimo, non per l'ultimo, vi voglio presentare un musicista che per me è un onore sia venuto a suonare come qua, e si chiama Giorgio Portini. Questo signore suonava la chitarra con un cantatore per me inarrivabile, solo un mito, un qualcosa di più infinito, penso, per l'Italia, Fabrizio Del Re, quindi sono venuti a trovarmi tantissimi amici di MySpace, che è questo sito, perché ho portato la bandiera della pace e la Nutella, perché il mio motto è pizza e Nutella, perché sono un pacifista, io a un certo punto, e perché la Nutella per me è il simbolo della dolcezza, perché non mi piace. E così. E
poi dedico questo progetto innanzitutto appunto delle persone che si sono spostate dall'Italia per venire a sentire. Dedico questo concerto al mio paese, che vedo che è intervenuto numeroso. Hanno scritto sull'arena giustamente Enrico torna a casa, e dopo tanti anni che non canto qui, grazie di essere venuti. Come ultima persona ringrazio di essere venuta, e so che sono così, è un po' sordo, non sentirà niente, quindi mi va bene. Una persona che amo di più al mondo, lui sì che è il nascibello importante della famiglia. Grazie papà. Ho la fortuna di non sentirà niente, quindi non mi correggerà, perché lui mi corregge i testi. Bene, Il cielo in un caffè è la prima canzone che vi presento, che è tratta dal mio ultimo album, Male di amare, che ha venduto 400 milioni di copie.